Presidente, oggi convegno provinciale dell'ANPI, un momento importante dove si traccia il bilancio di un'attività nonostante il Covid, ma anche in prospettiva il rilancio di quello che si farà prossimamente. Sì, oggi c'è il congresso, un congresso che si svolgerà dopo 6 anni perché la pandemia ci ha frenato, diciamo, e quindi abbiamo dovuto rinviarlo. È un momento importante perché il congresso si svolge in piena guerra, diciamo, e quindi diventa questo un argomento da cui non si può uscire. Noi proporremo che ci sia il cessate il fuoco e che si vada avanti una battaglia per la costruzione di un grande movimento per la pace, che possa unire anche altri movimenti, in particolare quello per la difesa dell'ambiente, perché pace e difesa dell'ambiente vanno di pari passo. Naturalmente affronteremo le linee politiche che riguardano lo sviluppo dell'ANPI in questa situazione. In un momento in cui si dimentica facilmente tutto, noi proponiamo che il ricordo e la memoria diventino, diciamo, un elemento fondamentale per non ricadere negli errori del passato, e pensiamo che l'ANPI possa diventare il punto di riferimento di tutta una vasta area democratica, perché le divisioni che esistevano un tempo non esistono più. Una volta tra Moro, Tina Anselmi, Togliatti e Bulov, il capo partigiano, vi erano delle barriere inseparabili di carattere ideologico. Oggi queste barriere non esistono più. Tina Anselmi è nostra, la consideriamo nostra, come credo consideriamo nostro, come parte della democrazia italiana, Aldo Moro e il suo sacrificio. Quindi questo aspetto di un allargamento di vedute che vada oltre il settarismo. L'altro aspetto riguarda il modello organizzativo. Pensiamo che ci voglia un occhio più attento del nazionale dell'ANPI sul Mezzogiorno, che ha bisogno di essere aiutato a darsi una sua organizzazione. Noi proporremo una conferenza sul Mezzogiorno e naturalmente dobbiamo fare i conti in casa nostra su quella che è l'organizzazione nostra, diciamo, che va adeguata allo sviluppo della nuova situazione, in modo che si possa arrivare a un consolidamento e a uno sviluppo ordinato dell'associazione. In sintesi, questi sono i temi che tratteremo. Oggi qui a Raffadali a celebrare questo convegno, nonostante le pandemie, insomma l'attività si riprende. Ecco, quali le linee guida anche dettate dal direttivo nazionale? La linea dell'ANPI, il 17° congresso dell'ANPI, incentra la sua attività, il suo dibattito su temi che sono di attualità seppure provengono da lontano. La memoria è il veicolo di queste esigenze di attualizzazione di un messaggio che è antico ma poi non lo è così tanto guardandoci intorno. Le diseguaglianze si accentuano, la lesione dei diritti è evidente che è uno dei problemi della società attuale, la negazione degli stessi, le differenze di genere, la non applicazione del dettato costituzionale che prevede il rispetto dei grandi valori che sono delle persone, e per questo noi abbiamo messo al centro del congresso una proposta di grande alleanza tra diversi, così come era il CLN, dove tutti erano impegnati per la persona, la socialità, il lavoro, guardando quello che accade ai giorni nostri. Ed è per questo che i valori costituzionali diventano attuali, vuoi perché la Costituzione non è pienamente e totalmente attuata, vuoi perché tutto quello che succede in Italia, in Europa, nel mondo, sanciscono che il grande messaggio di uguaglianza, di democrazia, di libertà e, ahimè, di pace ancora non è pienamente attuato. I fatti di questi giorni lo dimostrano. È dimostrato dal fatto che ancora il protagonismo dei partigiani e di quello che hanno fatto per garantire questo sistema di valori è attuale. Ecco perché il congresso dell'ANPI, il 17° congresso, è attuale, ecco perché chiamiamo a raccolta tutti i democratici del nostro Paese perché i valori costituzionali siano protagonisti e il rispetto della persona umana torni ad essere al centro del dibattito politico, culturale e sociale del Paese.